Ringrazio ulteriormente l'Università di Udine per l'importante appunto occasione che ci ha offerto con questo ciclo di convegni. Questa sera siamo qui a parlare di sostenibilità digitale, mondo in cui abbiamo visto soprattutto in questi ultimi mesi si è sviluppato più che rapidamente. Abbiamo scoperto forse anche, non so, malgrado di non essere completamente al passo con i tempi, ma nonostante questo appunto soprattutto enti come scuole e università hanno saputo rispondere prontamente, e colgo l'occasione anche per ringraziare i due tenei anche qua presenti, perché comunque li avevo ringraziati già un anno fa, ma rinnovo ulteriormente perché nonostante tutto in una situazione di difficoltà in cui penso nessuno credeva di trovarsi mai, appunto hanno risposto prontamente con lezioni online, mettendosi a completa disposizione degli studenti, e anche voi studenti insomma avete saputo rispondere tempestivamente. Ringrazio anche la dottoressa Missana che quest'estate appunto ci ha proposto questo progetto. È stato per noi un onore e un piacere ospitarlo tra la Sala Dora Bassi e anche il ridotto del teatro, che in un certo qual senso per noi amministratori rappresentano un po' appunto anche la casa, le due case della cultura, dove spesso discutiamo, teniamo convegni, e ovviamente anche dove dall'altra parte c'è tutto anche l'ambito teatrale. Io passerei la parola alla professoressa Nicoletta Vasta, che appunto vi illustrerà un po' la tematica di questa sera. Sì, grazie Assessore. Io prima di farlo volevo portarvi i saluti del magnifico rettore dell'Università di Udine, professor Roberto Pinton, e miei personali ovviamente, come direttrice del Centro Polifunzionale di Gorizia, la sede dell'Università di Udine a Gorizia, che come sapete è un'università che è nata da un patto col territorio dopo il terremoto del 76, e è un patto che anche nel titolo che vedete, sottotitolo sulla locandina, rinnoviamo con questa iniziativa che rientra nella terza missione dell'università, che è una missione vocata alla divulgazione scientifica e al trasferimento delle conoscenze. Quindi è un momento di condivisione, un'occasione di confronto non solo fra generazioni. Vedo qui molti studenti anche collegati a distanza nell'aula del professor Strizzolo, e li ringrazio per la sensibilità che hanno dimostrato attraverso la loro numerosa partecipazione alla importanza di questa tematica, ed è ovviamente la terza missione una funzione essenziale di crescita appunto delle nuove generazioni, ma anche di contributo allo sviluppo sostenibile e del territorio di riferimento, in un'ottica di sempre maggiore collaborazione fra gli enti. Quindi il mio ringraziamento va ovviamente anche al Comune di Gorizia e a tutti gli altri comuni che non sono qui rappresentati, ma che hanno ospitato questo ciclo di 18 incontri che si sono svolti tra Udine, Cividale del Friuli, Gorizia e Tolmezzo. Quindi 4 sono state le iniziative che si sono svolte qui a Gorizia. Le ricordo brevissimamente perché appunto sono tutte su tematiche di educazione al benessere, educazione alimentare, biodiversità, invecchiamento attivo, e stasera appunto la sostenibilità digitale, sfide e opportunità. La relatrice di questa sera, mi fa molto piacere che chiudiamo con lei, perché è una docente storica di Gorizia, del corso di laurea in relazioni pubbliche qui a Gorizia. Io credo fin da quasi l'inizio, no? Fin dalla sua istituzione, più o meno come me, quindi insomma siamo coetanei in questo senso.
E la professoressa Dattolo, oltre ad essere la nostra stimatissima docente di informatica e anche di, aiutami a ricordare, tecnologie web al corso di laurea magistrale, è direttrice di SASWeb, che è il laboratorio di semantica adattiva che ha sede appunto a Santa Chiara, nel polo universitario udinese. È delegata alla terza missione, quindi chi meglio di lei appunto in questa veste, delegata alla terza missione del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, è direttrice del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica, CIRD, dell'Università di Udine ovviamente, e infine direttrice dell'unità di ricerca dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica presso l'Università degli Studi di Udine. Quindi direi che abbiamo accreditato pienamente la nostra relatrice, anche se non ce n'era ovviamente bisogno. Il tema è appunto molto, molto caldo e molto rilevante anche appunto non solo per la formazione dei nostri studenti, ma anche per gli stakeholders e la cittadinanza in senso lato. E non so se posso spoilerare leggendo il sottotitolo che avevo nella locandina mia originale, no? In anteprima, e i temi che affronteremo sono appunto una serie di domande molto intriganti, molto interessanti, credo per tutti noi. Internet inquina? Dove vanno a finire i nostri vecchi smartphone e computer? La trasformazione digitale in atto può generare buone pratiche per la sostenibilità? Che ruolo può giocare l'inclusione digitale? Quindi queste e altre sono le domande a cui la professoressa Dattolo darà risposta e spero che il dibattito che ne seguirà sarà vivace e produttivo per tutti. Grazie per essere intervenuti e io passo la parola alla collega Dattolo. Grazie. Buonasera, grazie della presentazione. Ringrazio anche io l'assessore per la sua presenza, te stessa per essere qui e per rappresentarci come centro polifunzionale di Gorizia da anni nel migliore dei modi. Bene, allora proviamo a entrare in argomento immediatamente, a parlare di sostenibilità digitale, no? Partirei con le parole del Presidente della Commissione europea, che dice che la trasformazione verde e quella digitale sono sfide indissociabili. È qualcosa che non è scontato, non lo è stato fino ad ora, perché ci sono alcune cose che sono importanti, come può essere la trasformazione verde e come la presenza del digitale, che messe insieme sembra già di per sé siano naturali, che debbano camminare insieme, ma questo non è vero. Mi è piaciuto quello che ha detto nel discorso, e che abbiamo bisogno di un mondo in cui impariamo a usare le tecnologie digitali per costruire una società più sana e più verde. E da qui quindi partiamo cercando di capire cosa significa sostenibilità e di declinarla in particolare nel mondo del digitale. Partirei da quella che è stata la definizione di sviluppo sostenibile, che è addirittura del 1987, no? Che è molto generale, della Commissione delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo. Uno sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri. E questo è essenziale, no? Se vogliamo costruire qualcosa, se vogliamo utilizzare al meglio e crescere al meglio in base alle risorse che abbiamo a disposizione, dobbiamo anche guardare al futuro. Essenzialmente si parla di tre tipi di sostenibilità che impattano notevolmente: quella economica, quella sociale, quella ambientale. E quindi ci piace pensare in questi termini, dove il digitale in realtà entra in maniera piena e completa in ognuno di questi ambiti. L'invito in genere è quello alle aziende, alle comunità, di tener sempre da conto di questi tre aspetti importanti: l'ambiente, quindi in che modo si possono utilizzare le energie rinnovabili,
in che modo i modelli di economia circolare possono concretizzarsi, perché talvolta sono falsi modelli di economia circolare, in che modo si può realizzare un risparmio energetico, promuovere la green economy come stile di vita, ma anche da un punto di vista sociale è importante che tutti abbiano un lavoro che possa crearsi, basarsi su studi che siano equi, su parità di genere, ed un insieme di principi che tra poco andremo a guardare meglio. E poi c'è l'economia, che naturalmente è un po' alla base dello sviluppo. Per naturalmente parlare di sostenibilità non può prescindere dall'Agenda 2030. L'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che viene promulgata nel 2015 con l'idea che per 15 anni si lavori affinché alcuni obiettivi possano essere raggiunti. Sono 17 obiettivi che sono stati divisi in sottotraguardi, 169 traguardi, che è stata sottoscritta da 193 Paesi membri dell'ONU. Quindi qualcosa di molto importante, e che andiamo a vedere giusto come immagine, un'immagine che rivediamo, che conosciamo, no? Un po' tutti. Sconfiggere la povertà, primo obiettivo, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, l'energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso, crescita economica, imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, vedete c'è tutto, città e comunità sostenibili, consumo e produzioni responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, la vita sott'acqua, la vita sulla terra, pace, giustizia, istituzioni solide e per ultimo qualcosa che è molto importante, partnership per gli obiettivi, cioè lavorare insieme in maniera globale. E allora partiamo da qui, andiamo a vedere che cosa succede e qual è il ruolo che ha il digitale e che hanno le tecnologie in tutto questo. Mi piace riportare questa immagine che ci fa vedere un po' la rivoluzione industriale e come il mondo è cambiato, no? Come dall'industria 1.0 della fine del Settecento si è arrivata oggi pian pianino con un'evoluzione graduale all'industria 4.0, quella in cui l'internet delle cose, le reti di dati, i network, la robotica, l'intelligenza artificiale hanno un ruolo veramente attivo. L'economia cambia il modo in cui noi possiamo rapportarci al mondo reale e quindi si vanno ad utilizzare un insieme di tecnologie che possono migliorare la qualità dei prodotti che andiamo a realizzare, del tipo di vita, quindi tenendo presente quei 3 fattori che sono stati prima indicati, che sono appunto ambientale, sociale, culturale ed economico. Quali sono le più diffuse tecnologie digitali che hanno dato una svolta al nostro modo di essere su questa terra? Qui ne ho elencate alcune, ma non è una lista esaustiva, no? Tutti quanti sentiamo parlare sempre più spesso di intelligenza artificiale. Adesso è nato un dottorato nazionale di intelligenza artificiale, no? In cui anche noi partecipiamo come Università di Udine. L'intelligenza artificiale può cambiare il modo in cui ci approcciamo e risolviamo ai problemi e li risolviamo. Proprio durante il discorso che ho citato prima della Presidente della Commissione europea, andava a sottolineare l'importanza tra tutte le tecnologie dell'intelligenza artificiale come un modo per avere diagnosi più precise, quindi in campo medico, come un modo per realizzare un'agricoltura sostenibile, come la possibilità di risolvere un insieme di problemi della vita quotidiana, pratica, ma anche, per esempio, pensate alla possibilità di unire intelligenza artificiale e Internet of Things e quindi a sensori che ci permettono di guide autonome di veicoli, no? Può cambiare veramente molto con la robotica, con la realtà aumentata, il cloud computing, che sono realtà imprescindibili. Voi sapete che nel momento in cui è arrivato il web 2.0, quindi quell'insieme di applicazioni che noi utilizziamo molto spesso, tutto è andato su cloud. Giusto così per
per dire quali sono le applicazioni del web 2.0? Beh, li possiamo riconoscere pensando in questo modo. Immaginate Facebook senza neanche un profilo, immaginate YouTube senza neanche un video, immaginate tutte quelle applicazioni in cui se togliete il contenuto inserito dagli utenti rimane un guscio vuoto, senza significato. Beh, tutte quelle sono del web 2.0 e quindi tutte queste vanno online, no? I contenuti che noi carichiamo su Instagram sono contenuti che non ci appartengono più, o meglio ci appartengono anche, però sono altrove, sono posizionati su dei server chissà dove in cloud computing. Tanta roba è online e quindi ci viene naturale chiederci se il digitale inquini. Perché in qualche modo pensiamo al web come una macchina invisibile, cioè non lo vediamo. Internet in fondo abbiamo il nostro telefonino, abbiamo il nostro computer, ma non è che vediamo cioè, questa tecnologia non la percepiamo come qualcosa di invasivo, no? Ci hanno insegnato a dire in qualche modo che è pulito perché dematerializziamo, perché evitiamo spostamenti, magari tipo con lo smart working e così via. Invece qualche riflessione va fatta anche in questo senso. Pensate, internet richiede tanta energia. Ora il modo in cui questa energia viene prodotta fa la differenza. Molto spesso l'energia deriva da sfruttamento fossile. Quindi cosa vuol dire? Gas, vuol dire carbone, vuol dire petrolio, vuol dire un insieme di risorse che non sono sostenibili. E per cosa richiede energia internet? Per i centri dati, per esempio, no? Per quelli che mantengono tutti i nostri dati sia per il cloud sia per un insieme di applicazioni importanti che andiamo a utilizzare, per le reti di comunicazioni, per i dispositivi finali, per gli utenti finali come per esempio gli smartphone, i computer, ma anche c'è tutto quello che costruisce in qualche modo, che produce queste attrezzature. Guardate, qui c'è un grafico che è relativo all'anno 2017 che fa vedere come si dividono le percentuali di energia nel digitale. Vedete che in qualche modo i data center prendono il 19%, la produzione dei computer il 17%, e quindi c'è una divisione tra queste. Però la domanda che in genere è più forte è: ma quanto rispetto a tutta l'energia totale che viene consumata è in qualche modo imputabile alle tecnologie? Allora ho riportato questo grafico che ci fa vedere vari tipi di andamenti, no? Che cos'è? Queste linee rappresentano il consumo di energia del digitale in percentuale, quindi queste linee si muovono tra il 2% e il 7,5% circa, e fa vedere come siamo stati e come l'utilizzo di buone pratiche può cambiare le cose. In ogni caso, vedete, rispetto al totale ci muoviamo in quel range lì. Quindi valutare, da qui poi a valutare se effettivamente ha un peso, ma insomma, oppure no. Allora la cosa che viene spontanea è dire: beh, ma abbiamo detto che l'utilizzo di apparecchiature, di spazi, l'utilizzo di smartphone e così via impattano soprattutto perché la quantità di dati e di traffico è importante, e quindi ci chiediamo: ma noi quanto contribuiamo? Cioè ognuno di noi quanto contribuisce a questi dati? Proviamo a immaginare. I dati possono essere raggruppati in più categorie. Activity data, quali sono? Beh, ascoltiamo musica, guardiamo un video, questo genera dei dati. Ogni smartphone ne genera, ogni browser in cui navighiamo su rete, ogni ricerca che noi andiamo a fare genera dati. La nostra carta di credito, i negozi che registrano le nostre operazioni, tutto ciò che lascia una traccia digitale
sta registrando dei dati. E poi conversation, le nostre email, le nostre conversazioni su app come WhatsApp, Skype, sui social network, alcune nostre telefonate vengono registrate. E poi le nostre foto, ma quante ne scattiamo? Quante ne condividiamo? E gli audio, i video, tutti i messaggini che noi mandiamo, che vedremo che sono un po' contro quella che è la sobrietà digitale. E poi i nostri smartphone contengono sensori, ci geolocalizzano, tracciano la nostra velocità di spostamento, abbiamo le nostre impronte digitali, il nostro volto che viene riconosciuto. E poi abbiamo delle TV intelligenti, sfido chiunque. Io in genere faccio resistenza, no? Compro apparecchi tecnologici attivi, dopodiché dico no, non userò mai la voce per... E poi dopo lo fai, no? Dopo dici ce l'ho lì. E quindi riconosce le nostre voci. Abbiamo orologi intelligenti, frigoriferi smart, allarmi intelligenti, abbiamo sensori del traffico che ci possono con l'Internet of Things avvisare che magari dobbiamo svegliarci prima perché c'è traffico, no? E quindi dobbiamo partire prima. E quindi il volume dei big data è veramente enorme ed è caratterizzato da alcune caratteristiche importanti. Andiamo prima a guardare il volume in particolare e poi ci fermiamo velocemente proprio su velocità, varietà e veracità. Il volume, faccio una piccola cosa che magari non a tutti piacerà, però giusto per avere un'idea, no? della grandezza. Ricordo che quando io ho studiato informatica, non vi dico quanti anni sono tanti, però ecco, io ho fatto una tesi usando dei flop disk che avevano qualche kbyte di spazio, no? In quei kbyte ci avevo messo anche tutto Word. Bene, kbyte, un byte è una stringa lunga 8 bit, quindi tipo una parola di 8 lettere, diciamo. Un kbyte. Poi abbiamo imparato a lavorare con i megabyte, 1000 kbyte, 1000 byte, poi sono 10 alla 6, quindi sono 1 milione. E poi andiamo avanti, 1 miliardo di byte. E poi ci sono i terabyte, no? Che sono 1000 miliardi. I zettabyte, 1 triliardo. Gli ottabyte, brontobyte. Vedete, arriviamo a cifre 10 alla 27 byte. Giusto così, no? Per vedere la tabella. Perché vi faccio vedere questa tabella? Per vedere come le cose stanno cambiando e quanto spazio veramente andiamo a utilizzare. Dal mio computer degli anni 90 che aveva 40 mega di hard disk e costava allora circa 6 milioni di lire, che sono circa, dovrebbero essere 3.000 euro, ma in realtà ne sono 6.000. Ecco qui. Guardate come cambia la faccia dei dati. Quindi come ci spostiamo da kbyte, megabyte, gigabyte, zettabyte. E quindi qua agli ottabyte, e guardate qui, no? Si parla di 98.000 tweets ogni 60 secondi, di 695.000 status aggiornati, di 11 milioni di messaggi e così via. No? Sono dati che insomma sembrano rilevanti, ma guardavo questa immagine e dicevo aspetta, non mi ritrovo, ma di quando sono questi dati? Sono i dati del 2014, sembrano dati esagerati, ma se andiamo a guardare ora, magari anche seguendo appunto questo link che ci porta all'Internet Live Statistiche, vediamo che oggi ogni 60 secondi non sono più 98.000 tweets, ma sono circa 600.000. Quindi veramente molto in più. Tutto va velocemente, ogni anno si raddoppia la quantità dei dati e forse anche di più. Vi metto qui qualche altro dato, vedete il numero, questa è una statistica giornaliera, quindi quanti smartphone sono stati venduti oggi, quanti computer, tablet, qual è il traffico in termini di gigabyte di internet, quanta elettricità spendiamo e anche quante emissioni di gas serra oggi ha prodotto internet. E dopo ci torneremo. Quindi dicevamo, grosso volume di dati.
Velocità, pochi secondi, arriva dappertutto, condividiamo informazioni, ci scambiamo dati e questo grazie alle tecnologie poi anche analitiche che ci permettono di applicare metriche, di visualizzare i dati. Varietà, una grande varietà, perché abbiamo dei dati che sono strutturati, ma la maggior parte non è strutturata. Quello che noi scriviamo, i nostri post, quando noi facciamo qualsiasi comunicazione, interveniamo direttamente nel creare profili e così via, non sempre queste informazioni sono strutturate e spesso anche contengono degli errori. Quindi c'è una varietà enorme di materiale che può essere analizzato come? Attraverso tecniche di intelligenza artificiale, di data mining, attraverso lo studio di reti neurali e così via, e che permettono di trasformare quell'informazione e quei dati in conoscenza. E poi la veracità, cioè quanto effettivamente quello che gira è vero. Abbiamo imparato in qualche modo, e Wikipedia ce lo insegna, che l'intelligenza collettiva in genere costruisce cose anche belle, no? Quindi potremmo distruggere delle cose, spesso siamo attenti, no? Insieme facciamo bene, però comunque ci sono tante fake news che circolano. E allora di tutti questi dati che ce ne facciamo? Chiediamoci un'altra cosa, ma come mai Facebook, YouTube, Instagram, tante applicazioni ci forniscono accessi e servizi gratuitamente? Cioè, ma pensate a qualcuno che sta lì, che vi produce un'applicazione comoda e ve la dà gratis, no? Qualcosa in cambio vorrà. Qualcosa in cambio lo prende, sono i nostri dati, no? Sono i nostri dati che diventano conoscenza e che sono informazioni talmente importanti che possono cambiare il modo di approcciarsi, cambiano l'economia, cambiano tante cose, valgono tanto. Senza entrare nel dettaglio delle singole, materie in cui si può applicare la conoscenza dei big data e il loro utilizzo consapevole, pensate così, pensate se ognuno di questi grandi colossi, pensate a Instagram, no? Soprattutto i giovani, voi giovani lo utilizzate veramente tanto, no? Pensate se qualcuno vi pagasse per ogni stato che mettete, per ogni video che mettete, no? Se qualcuno vi dice, devi stare lì a inserire delle cose, vi pagasse anche €1 all'ora, passiamo in media 5-6 ore al giorno sui social, sul telefonino. E tutte queste aziende, tutti quelli che in qualche modo possono beneficiare dei dati, hanno persone che lavorano per loro in maniera gratuita. E questo è un valore molto molto importante. Quindi stiamo attenti, dicevo, e controlliamo un po' quello che facciamo, no? Guardate, io andavo a sbirciare su Facebook per vedere quali dati conserva. Voi mi riuscite a dire qualcosa? Cosa conserva di noi? Le nostre foto. Numero di cellulare, dove abitiamo, che cosa facciamo durante la giornata, quali sono i nostri hobby, tutto. Tutto. I nostri post, naturalmente. Volete vedere quanta roba è? Allora, se volete vedere, prima di farvi vedere la lista, vi ho messo qui un link dove potete andare e cliccate qui, scarica le tue informazioni. Io penso che valga la pena. Io mi ritengo una utente di Facebook che più che altro naviga, legge, pubblica poco, ogni tanto mette un mi piace, ma fondamentalmente sono una di quelle che, a mio parere, fa poco, no, su Facebook. Ho scaricato, mi sono impressionata. Era veramente spaventoso la quantità di materiale di informazione che nel tempo ho dato alla rete. I nostri post. Quelli è normale. Foto e video, i nostri commenti, i nostri mi piace e tutte le reazioni, i nostri amici, le nostre storie, le persone, le pagine seguite e follower, i messaggi, i gruppi, gli eventi, le informazioni del profilo, le pagine di cui sei amministratore o pagine che hai consigliato. C'è tutto il marketplace e quindi l'attività all'interno, la cronologia di eventuali pagamenti, elementi e raccolti salvati, i tuoi luoghi,
app e siti web, quante volte, no? Non fatelo mai, cercate di non farlo, ci colleghiamo ad altre app e ci autentichiamo con Facebook per non inserire le credenziali, no, non facciamolo, collegano dati in maniera esagerata. Altre attività che facciamo, pochi inviati, ricevuti, Facebook gaming, le interazioni, il cestino, anche quello viene conservato, i vari archivi, tutto quello che abbiamo archiviato, no? Che in qualche modo pensiamo che l'abbiamo tolto da lì, i video brevi, centro gestione account, i premi che riceviamo, la registrazione come giornalista se l'abbiamo fatto, il controllo della privacy, tutte le informazioni su di noi, le inserzioni, le aziende, la cronologia delle ricerche, la posizione, tutte le informazioni su protezione e accesso, gli argomenti, le registrazioni, le trascrizioni vocali. Cioè sono tante, no? Sono tante cose e sono lì che ci seguono e dicono vabbè, è su Instagram? Uguale. Mettete il link e provate a vedere, anche lì potete scaricare tutto quello che avete fatto. Vi rendete conto perché noi nel tempo cambiamo, da un anno all'altro siamo persone diverse, però lì c'è quel materiale lì che poi viene utilizzato magari in maniera anonima, quindi a grandi linee, però chissà che non vada in mano e diventi il nostro portafoglio per qualcuno che magari vuole assumerci e non ci darà il posto domani. Bisogna vedere. E cosa possiamo fare allora a questo punto? Una delle risposte che ci viene dai gruppi che lavorano alla sostenibilità è la sobrietà digitale, che deve essere in qualche modo una filosofia, dovrebbe essere una filosofia di vita. Cosa significa? Significa in qualche modo, deve essere innanzitutto qualcosa che parte dall'alto, anche da un punto di vista politico, no? Di gestione delle modalità con cui nasce un'azienda, con cui ci rapportiamo alle cose, ma è anche un fatto interno, no? Se noi continuiamo a comprare smartphone anche se non ci servono, se non ricicliamo quello che abbiamo, no? Anche quella è una modalità importante. Quindi un obiettivo è aumentare la consapevolezza dell'impatto del digitale, far sapere che il digitale ha un impatto. Si era pensato per esempio all'interno delle aziende di andare ad accumulare dei dati che potessero essere importanti in un unico digital repository che parla dell'ambiente, che fa capire qual è l'impatto, quali sono i danni, no? In modo tale che chiunque possa farci riferimento e avere delle linee guida. Introdurre anche delle politiche di acquisto e di utilizzo. Cioè io ti invito sì a utilizzare la tecnologia, a farlo, però stai attento, cioè non sprecare una risorsa, cerca di riutilizzarla se serve, no? Fino a quando funziona ancora, utilizzala. Avviare una trasformazione digitale nelle imprese, si può nel momento in cui cambia la mentalità di approccio all'interno dell'impresa stessa e soprattutto se bisogna fare qualcosa di nuovo che si parta in modo che sia sostenibile. E poi una cosa importante è aumentare la capacità, la conoscenza all'interno delle aziende, all'interno delle comunità, tra le persone. Se io posso in qualche modo adottare delle buone pratiche per poter evitare che ci siano dei problemi. E quindi in qualche modo sarebbe da formalizzare e quantificare i danni e i benefici che possono venire da una mia azione. Stabilire le priorità, capire quali sono gli obiettivi fondamentali che devo raggiungere, specificare le richieste, quindi che cosa decido per esempio come azienda di acquistare e cosa decido di non acquistare. Se so che la Apple mi garantisce per esempio una sostenibilità maggiore della Microsoft, che faccio? Cosa scelgo? E poi l'importante è anche provare a costruire degli ecosistemi locali, quindi all'interno di comunità, all'interno di aziende, fare in modo che ci sia un riutilizzo, che ci sia consapevolezza, che ci sia esperienza e così via. Proprio Apple nominavo, tanta magari anche promozione in qualche modo, no? Però quello che è arrivato è che 110 aziende partner di Apple utilizzano esclusivamente energia rinnovabile. Questo significa produzione di 15 milioni di tonnellate di CO2 all'anno in meno,
che è una cosa importante. E la Microsoft pare essere un po' più indietro, si è parlato di carbon negative, cioè negare in qualche modo l'utilizzo del carbone, e mirano a realizzare una riduzione delle emissioni della metà, diciamo, di quello che adesso producono per il 2030. E questi sono degli esempi. Qui vi porto una cosa anche carina, questo Karma Matrix. Sembra quasi un gioco, c'è un sito in cui uno può andare a inserire la pagina web in cui, che ha realizzato, per esempio, e vedere quanto pesa a livello di energia consumata. E dopo lo vediamo, ho fatto un esperimento per vedere la pagina dell'Università degli Studi di Udine. Allora, l'idea qual è? Che dobbiamo ridurre l'utilizzo di energia. Quindi semplicemente, se noi abbiamo un computer con più finestre aperte, questo richiederà più energia. Cerchiamo di tener chiuso. Se abbiamo un insieme di foto anche duplicate sullo smartphone, se riduciamo occupiamo meno spazio, e questo dà evita di consumare maggiore energia. Quindi siti web usiamo quelli poco inquinanti, cioè quelli che andiamo a verificare che consumano poca energia. E quali sono? Quelli che hanno immagini della giusta dimensione. Quindi spesso questo lo vedo anche quando con gli studenti magari creiamo dei siti web e così via, no? Lo studente prende l'immagine che pesa 100 mega di altissima qualità magari e la va a mettere per mettere un'iconcina, semplicemente la ridimensiona. Ma quando quell'immagine arriva nella rete, arriva grande e poi viene ridimensionata, quindi stiamo sprecando qualcosa. Togliere i file pesanti, stare attenti allo streaming. Quante volte guardiamo un film su Netflix, poi ci alziamo, andiamo in giro, continua lo streaming, poi ritorniamo, mettiamo indietro, abbiamo sprecato qualcosa, no? Quindi è uno stile di vita. Pulire le mail, tutto quello che non serve, meno spazio occupiamo, meno cloud occupiamo. Puliamo le app sullo smartphone, no? Anche perché tante hanno anche la possibilità di avvisarci, quindi hanno dei messaggi che ci arrivano, creano comunque dispendio di energia. Web meeting senza video magari, più messaggi di testo, meno foto, meno video, meno vocali. Un solo backup, questo non sono molto d'accordo, perché backup, insomma, stiamo attenti, io qualcuno in più lo farei, ma insomma diciamo. E poi appunto dicevamo meno finestre, meno multitasking. E allora vi dicevo, sono andata su questo sito, ho fatto la prova e con grande soddisfazione www.newood.it è in media rispetto alle altre pagine del web consuma meno 41%, quindi siamo fieri di questo. In qualche modo vuol dire che chi ha progettato, chi ha realizzato ha lavorato molto bene, è stato attento, perché non è banale. Cioè, se io creo un sito web non è banale che risparmio energia, anzi quasi sempre il contrario. Quindi molto bene. Vi faccio giusto un esempio di sostenibilità digitale applicata alla gestione dei rifiuti e come la tecnologia potrebbe impattare. Pensate per esempio a robot che possano identificare e differenziare i rifiuti. Quindi per esempio arriva uno smartphone e va a togliere tutti i pezzi, no? C'è anche dell'oro dentro, cioè lo va a differenziare. E poi pensate a come in qualche modo per esempio l'intelligenza artificiale può avere un ruolo attivo, perché magari c'è un camion della spazzatura o delle macchine che puliscono che possono andare via in autonomia, quindi con una guida autonoma, automatizzata. E come poi magari l'Internet of Things può piazzare un po' di sensori all'interno dei contenitori per i rifiuti per verificare la temperatura, per sapere dove si trova, per conoscere il peso, il tipo, no, di rifiuto che c'è. E tutte queste informazioni possono confluire sul cloud, possono essere condivise affinché si studi quello che sta succedendo con dei data analytics. Quindi io so che cosa succede e riesco quindi a migliorare le criticità. Giusto come esempio, quindi la tecnologia può avere un ruolo molto attivo. Però la tecnologia ha anche dei rischi. Perché?
Perché se da una parte io dico sì è vero, io per esempio con la tecnologia riesco ad avere smart working, riesco a emettere anche meno magari perché meno emissioni di CO2 o consumo di energia, perché magari effettivamente ho un insieme di vantaggi che mi vengono dall'intelligenza artificiale, dalla rete e così via, però in realtà non è per tutti. Cioè si può creare disuguaglianza perché non tutti possono accedere a questi servizi e questo va proprio contro alcuni dei principi che abbiamo visto nell'agenda 2030, no? Cioè la povertà e il dislivello aumenta, l'accesso a livelli di istruzione elevati aumenta e così via. E poi il potere economico delle grandi imprese può aumentare a discapito delle altre. E il monitoraggio dei cittadini, avete visto come in Cina in qualche modo c'è un rating che viene fatto sulla reputazione dei cittadini, no? È un progetto che dura da anni e in qualche modo chi si comporta bene viene premiato, ma quello è anche controllo, no? E quindi tutto dipende dalla capacità o incapacità della governance, quindi è questione anche, diciamo, a livello più politico. Il manifesto della sostenibilità digitale dice che sono 10 principi importanti, ma quello che diciamo mi piace di più è interrogarsi sugli impatti negativi per minimizzarli, concentrarsi su quelli positivi per valorizzarli. Quindi non dire che la tecnologia è buona o cattiva, ma cercare quali sono effettivamente i ruoli che ha la tecnologia per essere utilizzata al meglio. In Italia per la prima volta qualche mese fa è stato introdotto il Ministero della Transizione Ecologica, quindi c'è un cambiamento, no? Anche Draghi nel G7 ha messo la sostenibilità al centro con obiettivi a breve, medio e lungo termine, quindi importante. E ha parlato di una crescita che sia per tutti. Sia per tutti cosa vuol dire? Beh, vuol dire inclusione. Vuol dire inclusione. Vuol dire che chiunque può accedere ad un insieme di servizi senza dover subire delle limitazioni dovute magari ad una condizione di partenza diversa. Qui in particolare adesso voglio entrare un po' nell'inclusione digitale, no? Anche perché ho voglia di presentarvi un progetto che vedete qui, no? In qualche modo. L'inclusione digitale quindi è un insieme, l'utilizzo di un insieme di metodologie, di servizi, di soluzioni, di iniziative affinché chiunque possa accedere e utilizzare in modo pieno e completo le tecnologie digitali. Non è semplice perché l'accesso alle tecnologie non è così veramente diffuso. Il digital divide ne soffre anche la nostra regione, no? Ci sono alcune zone, no, del Carso che penso che come regione siamo una delle 5 in Italia che soffre di più di questo problema, quindi non è così banale e quindi i programmi, i servizi, alfabetizzazione informatica dovrebbero raggiungere tutti. Quanti esclusi? Pensate che circa metà della popolazione mondiale non ha neanche accesso ad internet, quindi c'è metà. Con la rete si può tanto, no? Si possono seguire corsi a distanza, condividere informazioni, mantenere contatti, comunicare. Però la rete ci ha cambiato. Secondo voi ci ha cambiato? Io sto sempre soprattutto quando uno dice ma qualche anno fa era tutto diverso, no? Io sono sempre un po' diffidente. Guardate qua che ho trovato. Isolati oggi, isolati ieri. Quindi non so. Sfide e limiti del digitale. Ubiquità garantita? Esclusione, privilegi? Accesso per tutti? Mi piace farmi più domande che darmi risposte, no? Mi piace che in maniera critica uno ragiona su quello che può essere. Cos'è l'accessibilità? Voglio definire in maniera un po' più completa il concetto di inclusione. L'accessibilità, almeno da un punto di vista digitale,
è quello che viene definito nella legge Stanca, addirittura del 2004, poi ha avuto delle modifiche, ma il fulcro è questo: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi, di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o di informazioni, di configurazioni particolari. E sappiamo che la disabilità può essere di vario tipo, può coinvolgere la sfera uditiva, visiva, cognitiva, neurologica, fisica, il parlato, ma talvolta la fruibilità può dipendere anche da altre condizioni. Un bambino fruisce di alcune tecnologie in maniera diversa da un adulto o da un anziano. E nel mondo vi assicuro che l'accessibilità è trattata in maniera diversa da ogni Stato. C'è chi ha fatto leggi come noi, chi invece applica solo delle politiche ed è in continua evoluzione. Sarebbe da andare a dare un'occhiata a questo sito del V3C per capire come è intesa l'accessibilità nel mondo. Affinché ci sia accessibilità, in qualche modo sarebbe importante che ci fosse un design universale per tutti. Quindi senza barriere dovute a un miliardo di cose, no? Perché ci sono disabilità fisiche, ci sono disabilità mentali, ma ci sono anche diversità semplicemente, no? Dovute a appartenenza a culture diverse. Che cos'è il design universale? Il design universale è la possibilità di creare prodotti che siano usabili, senza la necessità di creare qualcosa che sia speciale. Quando in laboratorio abbiamo sviluppato per Gorizia un'app che c'era stata richiesta da Italia Nostra con l'Unione Cechi, e la prima domanda che mi sono posta è: sì, ma ok, serve anche per i non vedenti? Giusto, me l'hanno chiesta loro, ci hanno lavorato tanto, ma quello che costruisco, cioè il fatto che un non vedente debba usufruire di questa app, per me che cos'è? Qualcosa, un limite? Un dire ok, se sei non vedente, ecco qui? Oppure un valore aggiunto? Per me è stato un valore aggiunto. Io ho detto bene, io creo qualcosa che il vedente può utilizzare, ma che ha un valore aggiunto per tutti. Quando con l'app io giro per Gorizia e l'app, per me che sono vedente, mi fa bip bip, qui c'è qualcosa, mi sta avvisando, sta creando un valore anche per me. È questo che vogliamo, che le diversità, le difficoltà diventano un valore aggiunto per tutti. E l'usabilità che cos'è quindi? L'efficienza, l'efficacia, la soddisfazione che io ho come utente nell'andare a raggiungere dei specifici obiettivi e specifici contesti. Esempio, vado sul sito di Uniwood e sto cercando informazioni sul mio corso di laurea. Le trovo? Le trovo in pochi passi? Resto soddisfatto? Bene, è usabile, altrimenti no. E inclusione cos'è alla fine? È accessibilità, usabilità, design universale messi insieme, tutte queste cose insieme, quindi un valore aggiunto per tutti. E allora arrivo qua, perché l'inclusione per me è radiomagica. Voglio presentarvi qui la professoressa Elena Rocco. Elena, puoi un attimo giusto alzarti così ti vedono. Elena Rocco è una professoressa dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e c'è anche Giovanna di Apollonia che ha lavorato con noi e lavora all'interno del team di Radiomagica. Elena ha realizzato un progetto bellissimo che è questa radio magica, che è un contenitore importante per l'inclusione, per l'accessibilità e a livello culturale proprio. È qualcosa di molto, molto bello a cui abbiamo cominciato a lavorare dal punto di vista digitale insieme ormai da alcuni anni, e che ha prodotto con il progetto Smart Radio queste mappe che vedete, che sono delle mappe che sono state create, prima erano solo cartacee, poi si è passati alla parte digitale, e danno un valore aggiunto importante perché in qualche modo permettono una navigazione
su rete e l'utilizzo di percorsi, dei prodotti che sono stati creati. Il focus qual è? Patrimonio culturale, materiale, immateriale, quindi in particolare monumenti, siti archeologici, leggende, tradizioni, e l'obiettivo era creare questa piattaforma digitale che potesse valorizzare e divulgare questo patrimonio in modo che fosse accessibile per tutti. E il bello è che, e Giovanna ne sa tanto, no? Perché ha girato tantissimo nelle scuole, no? e all'interno delle città, c'è una metodologia partecipativa. Queste mappe vengono costruite come mappe di comunità in cui le persone che sono all'interno del territorio, che conoscono il territorio, danno un contributo attivo. Quindi un processo scelta dei territori, incontro con le scuole, che in modo tale, e con autori anche, no? Perché possano scrivere dei racconti. Dopodiché questi racconti abbiamo avuto, no, anche dei nomi importanti come Piumini, per esempio, no? Che ha aiutato. Poi dopo c'è tutto il lavoro per rendere accessibile e inclusivo quello che uno scrittore scrive. Dopodiché c'è tutta un'equipe che massimizza l'accessibilità dei racconti a fianco degli scrittori, e poi c'è la produzione multimediale. La produzione multimediale in cui questi racconti vengono trasformati in audio, in video, anche nella lingua dei segni, anche in lingue straniere. La lingua italiana dei segni, sapete, no? È per chi non sente. E anche con attenzione, per esempio, ad alcune disabilità come l'autismo. Bene, quindi un processo in cui Elena è riuscita ad avere la voce di Lella Costa, no? Che probabilmente conoscete, no? come attrice e bravissima interprete. Bene, questo è il sito, questa è l'interfaccia dell'app, in qualche modo della web app che è stata costruita, in cui è possibile andare a navigare e ritrovare delle mappe come questa che vediamo, che è quella legata a Mittelfest, questa in particolare ad Aquileia, ma ce ne sono anche altre. A me piacerebbe rubarvi ancora pochi minuti. Questo è un video su Aquileia, guardate un po'. Radio Magica presenta Sai perché Aquileia è famosa nella storia? Aquileia ha avuto un ruolo importante in vari periodi storici, dall'impero romano fino ai giorni nostri. La città venne fondata dai Romani nel 181 a.C. per difendere i confini a nord dell'impero dalle invasioni barbariche. Ben presto divenne anche il rifugio per i soldati romani impegnati in nuove conquiste, che qui trovavano cibo, armi e un luogo per riposare. Aquileia aveva un porto fluviale che permetteva gli scambi commerciali tra Africa, Medio Oriente e Nord Europa. Questo fece crescere la città e accumulare grandi ricchezze, al punto che il poeta Ausonio, alla fine del 300 d.C., la descrisse come la nona città più importante dell'impero romano. Le sue terme, il foro e l'anfiteatro erano grandi come quelli di Roma. Quando l'imperatore Costantino, nel 313 d.C., pose fine alle persecuzioni dei cristiani e concesse loro la libertà di preghiera,
proprio ad Aquileia venne costruita una delle prime basiliche. Il suo enorme pavimento in mosaico si può ancora ammirare in tutta la sua bellezza. Dopo il passaggio di Attila, che distrusse Aquileia completamente, la città rinacque. E nel 1077 divenne la sede del patriarcato, cioè uno stato governato dal patriarca, che aveva poteri religiosi e politici. Nei secoli successivi la città subì diverse dominazioni e soltanto alla fine della Prima Guerra Mondiale passò dall'impero austro-ungarico al Regno d'Italia. Proprio dalla sua stazione ferroviaria, nel 1921, partì il treno che accompagnò a Roma, al Vittoriano, la salma del milite ignoto. Il soldato senza nome che rappresenta tutti i soldati morti in guerra. Ascolta e guarda tutti i racconti e le curiosità della mappa parlante di Aquileia su www.radiomagica.org/smartradio. Ascolta e guarda tutti i racconti e le curiosità del progetto Smart Radio su www.radiomagica.org/smartradio. Questo è un esempio di video realizzato per Smart Radio, sì, per le mappe digitali, per queste mappe, no? Quindi conoscenza del territorio, presentazione in maniera inclusiva, in modo tale che possa essere fruito da persone in realtà poi di tutte le età, no? Perché per bambini, quindi un linguaggio inclusivo, però è anche per adulti. Bene, quindi concluderei qui dicendo che sicuramente questo progetto è un esempio, un buon esempio di buone pratiche per la sostenibilità culturale. Vengono raccontate queste storie in maniera innovativa e originale. Se volete poi ci sono qui alcune mappe, sono state realizzate di vario tipo, in varie lingue anche, che promuovono l'inclusione. E noi speriamo, tra l'altro, no? In qualche modo, poi non vi svelo ora, ma nei prossimi giorni magari anche lo faremo col Comune di Gorizia, racconteremo di qualcosa che stiamo facendo insieme, affinché anche Gorizia, che sapete, città della cultura per il 2025, possa avere una sua mappa relativa al territorio. Bene, chiuderei qui, vi ringrazio. Grazie alla professoressa Dattolo. Credo che non ci potesse essere modo migliore di concludere questo ciclo di 18 incontri, perché credo che tu abbia dato proprio un esempio concreto di come si può tradurre la mission dell'Università di Udine, che è
nel territorio, con il territorio e per il territorio, quindi credo che abbiamo chiuso, se posso permettermi, col botto. Va bene. Grazie a te. Grazie tantissimo per la partecipazione e speriamo di rincontrarci presto, magari con altri nuovi progetti. Certo.